Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Voi la riconoscete, lo so, questa è Nicoletta Quadu, una docente nella vita, ma soprattutto un insegnante di biodanza, che ha iniziato con noi il percorso di Scolagire e che da allieva è poi diventata proprio parte del nostro percorso. Sarà presente con noi a Campo Tagore, anche quest'anno con la biodanza, con un tema specifico per quello che dobbiamo fare, insomma, il nostro tema generale di quest'anno a Campo Tagore, che è i custodi della terra. Infatti il suo laboratorio si chiamerà Essere Natura. Nicoletta, benvenuta, parlaci un po' poi di te, ma soprattutto del perché hai scelto proprio questo tema. Allora, ciao a tutti, è un piacere stare ancora qui in un'intervista con Adele. Quest'anno, insomma, la proposta è andata su questo tema di essere natura. In realtà io avevo letto il programma di Campo Tagore per quest'estate, però, come dire, intuitivamente avevo già sentito che sarebbe stato importante portare questo tema, diciamo, di integrazione, di quanto è importante nel macro tema dell'integrazione umana, questa proposta di integrazione con la natura, che dentro il sistema biodanza è uno dei 3 livelli di integrazione fondamentali, che sono appunto l'integrazione con se stesso, quindi, come dire, aprire la percezione ai segnali del corpo, quindi in qualche modo conoscersi, sentirsi, percepirsi come essere vivente. Il secondo livello è quello di integrazione col simile, e quindi con gli altri esseri umani, che è un tema centrale rispetto, diciamo, alla strutturazione dell'identità come esseri umani. E il terzo livello, che è quello, diciamo, più complesso e anche più alto in qualche modo, è quello di integrazione con la natura e, diciamo, col cosmo, con l'universo, ecco, che è il livello, diciamo, per noi abitanti della Terra in questa era, è forse il livello più complesso, perché siamo portatori di una forte dissociazione rispetto a questa capacità che è tipicamente umana, ma che è la più castrata in qualche modo, no? Dalla cultura. Vero. Ed è una scissione che ci allontana in qualche modo dalla nostra matrice, dal nostro essere viventi, e quindi figli della natura, figli del cosmo, figli delle stelle, però realmente attraverso questa pratica, attraverso la biodanza, passando i primi 2 livelli di integrazione, e quindi in qualche modo accedendo a stati di coscienza differenti attraverso la percezione di sé, la percezione del simile come di noi stessi, di parti di noi, facilitiamo anche il terzo livello di integrazione con la natura, che siamo abituati a percepire come qualcosa di staccato da noi, e quindi diciamo che più facilmente possiamo entrare in contemplazione della natura, che è già un livello comunque, diciamo, alto rispetto alla percezione. Quello che non sentiamo è che ne facciamo parte. Non siamo spettatori, no? Ma siamo parte integrante del sistema vivente. Molecole del grande organismo natura. Esattamente, così come, diciamo, dentro di noi, siamo, dentro di noi, diciamo, tutte le cellule si specializzano e formano i vari organi e i vari sistemi. Noi siamo molecole che formano il vivente.
Certo, Però certo. questo livello, diciamo, è quello più astratto dalla nostra cultura, perché siamo abituati sempre a dividere, a scindere, no? La separazione fra La noi e... separazione, esatto. Invece le forze che muovono la natura, tutto il vivente, sono forze di unione. Quindi in qualche modo noi combattiamo queste forze. Invece di arrenderci, diciamo, no? Di lasciare che possiamo percepirci come tali, come facenti parte, per educazione, per religione, c'è questa scissione, no? Corpo, anima, anche all'interno del nostro corpo, quello che diciamo è alto e quello che invece è profano, sacro e profano. Tutto questo crea dentro di noi e fuori di noi una divisione. L'abbiamo vissuta forte in quest'ultimo periodo, Esattamente. ancora più forte. E allora intuitivamente ho sentito che in questo momento era importante, visto che questo laboratorio si fa in natura, si fa all'aria aperta, in una Completamente. pineta meravigliosa in riva al mare, allora ho pensato... E poi mi sono resa conto di come questa proposta fosse in sintonia con tutto il programma di Campo Tagore. Sì. E quindi così, Beh, niente casuale, Adele. No, ma anche vedi, ci sono come custodi della terra, ovviamente quelli che la lavorano, ci sono, quindi uno pensa all'agricoltura, agli agronomi, ma si è custodi della terra anche per esempio riproponendo i riti, i miti, cioè tutto ciò che ci riporta e ci fa ricordare chi siamo veramente e qual è la nostra collocazione all'interno diciamo, non solo del pianeta, ma io direi addirittura del cosmo. Ecco, quindi ecco perché la biodanza poi è stata scelta come un laboratorio di nuova pedagogia, perché Rolando Toro, che tu sai di cui io sono un'appassionata, insomma, sostenitrice del suo metodo, è stato un neopedagogista perché il suo modo di relazionare le persone tramite lo strumento della danza è tutto quello che noi predichiamo, diciamo, nella teoria. Diciamo che lui l'ha messo anche in pratica con lo strumento della danza. Esatto, perché la danza? Perché lo strumento è la danza, unita chiaramente alla musica? Perché la danza nel suo senso originario è l'espressione più pura, o meglio, mette a disposizione, mette in luce la nostra identità. Quindi gli dà in qualche modo l'accesso all'espressione, ci dà un accesso all'espressione della nostra identità. E quindi lui parlava di inconscio vitale, nel senso che attraverso la danza noi ci percepiamo e ci percepiamo vivi. Quindi il movimento, diciamo così, il movimento danzato è nell'accezione originaria della danza, che era proprio quella, il modo, diciamo, per celebrare tutti i momenti significativi di una comunità. E poi la danza ha un'accezione di libertà nel movimento, che le danze strutturate non hanno. E quindi è la danza proprio nel suo senso più scevro da strutture. Sì, non a caso noi l'abbiamo introdotto perché il corpo, nella cultura nella quale siamo nati, nella cultura occidentale, viene visto come il luogo del peccato, va bene? Cioè uno strumento, poi soprattutto il corpo delle donne. Mentre invece, quindi diciamo è stato in un certo senso, perché la danza non è una materia scolastica nelle scuole pubbliche? Perché? Perché non so quanto ci vogliano liberi. Cioè la danza è veramente uno strumento di liberazione delle nostre energie psichiche, emotive, fisiche, cioè quelle parti che non vengono così tanto invisibili. sì,
e poi soprattutto non vengono tanto predicate dal mainstream, perché si diventa ballerine solo se lo fai per professione, ma che non è Esatto. quello che dovrebbe essere, secondo me. No. Infatti si dice sempre che cioè, nei libri, non so se tu hai letto Danzare la vita di Roger Gorody, che è No. un capolavoro, e lui parla proprio della danza, nel senso partendo dalle origini. E appunto non si sa se è nato prima il canto o la danza. La biodanza prevede anche il canto. Ah, ecco. Il canto come un'espressione sonora della propria sonorità, quindi è collegato strettamente alla respirazione, chiaramente. Però diciamo che molto probabilmente la danza e il canto sono nati come movimenti entrambi, che facevano le comunità durante Sì. il lavoro Sì. insieme. Questo lo diceva anche Dario Fo. Beh, ma Ritmo, intanto sì, il ritmo per esempio di intrecciare esatto, i canestri esatto, diventava oppure di vogare, sì, diventava suono, movimento, ma anche accompagnamento al ritmo del lavoro. esatto, tutto integrato, Tutto insieme, sì, molto tutto interessante insieme. questo libro, sicuramente ci devo dare un'occhiata perché già mi ha catturato. È quasi introvabile adesso, però Immagino. Io ho un'ultima domanda dimmi. che non ricordo di averti fatto, però secondo me ci sta pure bene. Ma perché Nicoletta Quadu 20 anni fa si è avvicinata alla biodanza? Ma guarda, io stavo già approfondendo la psicomotricità, lavorando nella scuola, Ok, e avendo io, diciamo, un'intelligenza prettamente cinestesica e quindi una predilezione per il movimento, diciamo così, chiaro. ma anche per la musica, eh? E quindi cinestesico musicale. Quando mia sorella mi invitò a questo primo workshop di biodanza a Sassari, Parliamo del 96, fine 96, wow. io le chiesi: "Ma, di cosa si tratta?" E lei mi ha detto: "Ma guarda, non so di preciso, però sì che è un'attività psicocorporea." E io ho detto: "Allora vengo." E così, e da lì è nato e non ho mai smesso. È stata una botta iniziale perché abbiamo fatto un workshop di un fine settimana, quindi è stato bello intenso, e si è aperta una porta grande. E lì ho Sì. trovato un ambito comunque di libertà di espressione e di ritrovarmi e di ritrovare anche segnali, come dire, tipicamente umani, come lo sguardo, come il contatto umano, che mi hanno elettrizzato, nel senso che ho detto: "Ma tutta questa roba è roba nostra e noi Non la non ne usiamo. sappiamo quasi niente", diciamo così. E allora è E stato allora questo. ti ha trascinato, ma possiamo fare un po' di gossip e dire che la biodanza ti ha fatto anche trovare un'anima gemella? Sì, certo, certo. Quindi pensa un po' che impatto che ha la biodanza nella vita Dopo delle diversi persone. anni, Adele, questo non è successo subito, Va bene, però però avere un interesse così forte in un ambito, è qualcosa che specifico. unisce molto, perché tante Cavolo. volte delle coppie, diciamo, sono assortite in modo molto diverso e anche noi siamo molto diversi, però questo interesse così forte, io direi che è non dico che è una missione, però sì di portare questo messaggio, e di in qualche modo, io dico un po' di liberazione e Sì, di ritrovare la propria espressione più vera. Questo per me è un messaggio forte. grandissimo, Sì. ed è quello che mi spinge a continuare, ecco. E Quindi allora che cosa posso dire? Portiamo avanti questo bellissimo messaggio che passa attraverso il corpo, attraverso la musica, partecipando a questo laboratorio che prepariamo all'aperto in Ogliastra nel programma di Campo Tagore a fine luglio. Va a fine bene? luglio. Sì, venite numerosi. Venite che vi L'anno aspettiamo. scorso è stato bellissimo, e anche quest'anno siamo sicure che sarà
Sì, diciamo che poi stando in pineta si fa il bagno al mare, Sì, si mangia tutti insieme, cioè proprio diventa esatto, un po' di un'esperienza vita comunitaria. comunitaria, un'esperienza comunitaria che lascia un bel segno, ecco, diciamo Sì, così. certo. Allora, grazie Bene, Nicoletta, grazie a voi, e grazie a te. a presto, rivederci, e alla prossima. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Bist du mir nun ganz gegeben? Nun so sei mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen.